Chioggia, parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Questo è un punto di riferimento prezioso per tutti i ragazzi del territorio. Qui c'è l'oratorio salesiano, frequentatissimo dai giovani del luogo, che d'estate organizzano partite nel campetto, d'inverno affollano la sala giochi e riempiono i locali destinati alle attività e alla catechesi con 1000 iniziative. Nella chiesa, dove sono affissi i ritratti di Don Bosco e di sua madre, Margherita, incontriamo il braccio destro del parroco Don Narciso Belfiore, Don Marco Favero. Siamo salesiani, padri salesiani, qui presenti da fine Ottocento, grazie a un dono di Giustina e Giusto Furlan, che hanno realizzato questo istituto, almeno nelle sue parti più così originarie. Poi un po' alla volta noi l'abbiamo ampliato chiaramente. Ci dedichiamo ai giovani di tutto il territorio. Siamo nati per seguire gli orfani, cosiddetti di mare, nel senso che i padri morivano facilmente nel secolo scorso in mare, però poi abbiamo capito che era più ampia la nostra missione e quindi siamo qui proprio per loro, per i ragazzi, per i giovani di tutto il territorio. Noi seguiremo con un reportage nelle prossime settimane il vostro importantissimo lavoro con i giovani. Adesso però è Natale e quindi io vorrei chiedere a Don Marco proprio come vi preparate in vista di questo evento. Chiaramente ci sono alcune cose fondamentali che non possono mancare, i sacramenti prima di tutto sappiamo, la penitenza, la riconciliazione, una grande devozione all'Eucaristia, alla parola di Dio, la preghiera per preparare appunto la strada del Signore. Direi anche in questo tempo anche un po' di crisi, pensare un po' di più alla sobrietà e anche a questo dono che è il creato che il Signore ci ha dato, che bisogna custodirlo un po' di più, oltre che la carità verso le persone, che quella sta sempre bene. Infatti voi avete anche delle iniziative in proposito, ce n'è una di cui andiamo a parlare. Sì, adesso andiamo a vedere alcune attività che oltre a queste aiutano a prepararci per il Natale. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long. Qui siamo in una delle tante stanze dell'oratorio a disposizione dei fedeli, dove alcune signore sono intente alla realizzazione dei lavori in vista di Natale in piazza. L'iniziativa che si terrà a Chioggia il 18 dicembre. Saremo in piazza Granaio, qui nel Corso del Popolo a Chioggia, dalle 9:30 del mattino fino alle 19:30 della sera. Cosa facciamo? Ora abbiamo dei banchetti di solidarietà in cui appunto esponiamo degli oggetti che avranno lo scopo di raccogliere dei fondi per le missioni. Poi, oltre a questo, ci saranno degli stand in cui esponiamo quelle associazioni, quei movimenti che in qualche modo collaborano per il servizio verso i più poveri, verso i più bisognosi del territorio e non soltanto. Facciamo un banchetto delle idee, detto in maniera molto semplice. E dopo questo ci sarà dell'animazione musicale in cui dei giovani della città con delle band diverse e un coro preparato apposta esporranno dei canti natalizi, e poi la tenda della pace, che è poi, diciamo così, il cuore del Natale in piazza. Daremo gratuitamente a tutti quelli che lo desiderano la luce di Betlemme. Penso che si sappia cos'è, è un lume attinto alla lampada che arde perennemente nella grotta di Betlemme, che viene poi portato attraverso un aereo fino a Vienna, gira per tutta l'Europa. Da noi sarà presente dal 18 di dicembre e poi trovato in tutte le parrocchie la gente. Questo in maniera particolare c'è in mano il Masci degli scout, è una cosa molto bella. Don Marco, tutto questo non sarebbe possibile senza l'aiuto delle mamme Margherita. Le mamme Margherita sono in realtà un gioiello del nostro oratorio. Mamma Margherita appunto è la mamma di Don Bosco e da sempre si è presa cura di Don Bosco e dei suoi ragazzi. E ora io direi di passare la parola ad Agnese per spiegare cos'è questo gruppo Mamma Margherita. Agnese, esatto, è una appunto del gruppo Mamma Margherita,
Che cosa fate in pratica voi? Beh, in pratica facciamo dei lavori con le nostre mani, ecco, inventiamo anche a volte alcuni soggetti e poi a Natale e alla festa della mamma li proponiamo, li vendiamo, diciamo, e il ricavato va alle missioni, all'oratorio e ad altre realtà come una casa famiglia, per esempio, e alcuni anni abbiamo, perché è già da diverso tempo che noi facciamo un po' queste cose, ecco, ci incontriamo, prima di tutto socializziamo, viviamo un po' di ore assieme in amicizia e in più poi facciamo anche qualche regalo per gli altri. Qui tutti i giorni? No, noi veniamo al lunedì, ci troviamo di solito al lunedì dalle 4 alle 6, 2 orette e così viviamo, diciamo, queste 2 ore in compagnia, in allegria e anche così ci sentiamo utili anche per gli altri. C'è uno spirito particolare in questo periodo natalizio? Sì, c'è uno spirito particolare perché diciamo che il dono, noi ci facciamo dono per gli altri, come Cristo si è fatto dono per noi. Grazie allora ad Agnese e a tutte le mamme Margherita che lasciamo al loro lavoro per raggiungere la sede della Gesci. E a proposito della luce di Betlemme, noi siamo qui in compagnia di 2 giovani della Gesci Chioggia 1, sono Paola e Maria Chiara. Paola, allora voi che cosa state preparando in vista del Natale? Come reparto Chioggia 1, insieme all'aiuto del Masci, è ormai da 10 anni che offriamo all'intera cittadinanza di Chioggia la luce della pace di Betlemme. E questa luce viene attinta ormai da molti secoli, proprio all'interno della chiesa della Natività di Betlemme. E questa luce rappresenta proprio dei valori umani e civili, la condivisione dei valori umani e civili, è un simbolo di pace, fratellanza, amicizia e solidarietà con chi soffre. Quest'anno abbiamo intenzione di portare la luce di Betlemme agli anziani in casa di riposo qui a Sottomarina. E martedì 21 si terrà proprio all'interno della nostra chiesa dei Salesiani di Chioggia una serata dove appunto sarà aperta a tutta la cittadinanza, dove ognuno potrà attingere a questa inestinguibile fiammella. Grazie a Paola e Maria Chiara per il loro impegno che è condiviso da tanti ragazzi, tra loro anche Daniele Breda, uno dei promotori di Tracce di Cielo, il musical che andrà in scena al Teatro Don Bosco sabato 18 dicembre. È un musical che abbiamo fatto con circa una trentina di ragazzi dell'oratorio che ci tengo a dire che questi ragazzi non sono professionisti, quindi sono ragazzi che abbiamo trovato nell'oratorio e che insieme ballano e cantano portando in scena questo musical che è sulla storia dei santi. Quindi noi qui il 18 avremo una rappresentazione di questo musical alle ore 21 e qui faremo vedere, diciamo, il lavoro di vari anni, perché non è che adesso a fare un musical ci si sta un anno, questo è il frutto di 3 anni di lavoro. E allora un'anticipazione dello spettacolo che Telechiara riprenderà interamente e proporrà ai telespettatori sabato 25 dicembre, nel giorno di Natale, alle 21 e sabato 1 gennaio alle 16. Buona visione!
passato nella nostra povertà. La ricchezza del tuo sangue. Laudato si, laudato si, laudato si, mio Signore. Laudato si, laudato si, laudato si, mio Signore. Don Bosco, su di noi volge ancora il tuo sguardo d'amore. Sorridi e invadi il nostro cuore come onda del mare. Anche se davanti a noi sono chiuse tutte le porte, ecco riaprirsi il cielo e l'eterno insieme a te. Vogliamo essere per sempre liberi della tua libertà, controcorrente nuotare al tuo fianco stare,